Io penso che siano stati 2 giorni particolarmente proficui per il futuro dell'Europa, per quanto riguarda il ruolo che l'agricoltura gioca in termini strategici, in termini geopolitici, rispetto a tutto ciò che dobbiamo fare per valorizzarla, partendo da un giusto reddito economico riconosciuto alle imprese agricole. Questo è stato il filo conduttore di un confronto con diverse anime dalla società, che sia di carattere scientifico, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda l'approfondimento di carattere politico, economico e finanziario. Rispetto a tutto questo, sicuramente le parole della Presidente Metsola sono state di fondamentale importanza rispetto al futuro della politica agricola comune. Se rimarrà questa, il Parlamento la boccerà, esattamente quello che noi chiedevamo con forza, uno scatto di reni da parte della politica europea che boccia la proposta della Commissione perché è totalmente inadeguata rispetto allo scenario di carattere globale sul quale ci stiamo muovendo. Tutti i paesi investono di più, Cina, India, Russia, ma anche gli stessi Stati Uniti, ma come tanti paesi del Sud America, e l'Europa toglie risorse a quello che è il settore primario, che diventa anche una mancanza di attenzione nei confronti della nostra popolazione e soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della società, perché diventerà sempre più costoso poter avere cibo a disposizione. Aumentare le risorse del bilancio sull'agricoltura vuol dire anche avere un'attenzione su una tenuta sociale interna. Di fronte a tutto questo noi ci possiamo rallegrare del fatto che continueremo a lavorare a livello europeo con determinazione per verificare che le parole si tramutino in fatti, ma soprattutto pronti anche a qualsiasi forma di mobilitazione laddove questo non dovesse avvenire, perché non possiamo accettare come settore economico che di punto in bianco ci vengano ridotte risorse importanti più del 20%, ma soprattutto che non ci sia una visione rispetto al futuro dell'agricoltura e dell'agroalimentare europeo. L'obiettivo principale che noi abbiamo è quello che per quanto riguarda la filiera agroalimentare, quando noi abbiamo oscillazioni dei prezzi legati all'energia, impattano in modo devastante sulla tenuta economica delle nostre imprese e in tanti casi tante di queste imprese sono andate in difficoltà rispetto invece a quelle che in altri paesi hanno un costo dell'energia decisamente più moderato, e penso a quelli che sono i nostri principali competitor. Quindi la Spagna non a caso negli ultimi anni è cresciuta in modo più significativo rispetto a noi, la Francia ha un costo dell'energia decisamente più basso e lo stesso la Germania. In tutto questo noi riteniamo che se in modo lungimirante potessimo essere equiparati ai settori energivori, diventa la possibilità di poter far crescere sempre di più le nostre imprese all'interno di tutta la filiera, ma soprattutto di dare una risposta significativa anche ai nostri cittadini, perché diminuire il costo dell'energia si traduce in un minor costo del prodotto agroalimentare posto in vendita. Noi ci riteniamo, diciamo così, soddisfatti per quanto riguarda la gran parte delle misure presentate. Lavoreremo all'interno del Parlamento con la presentazione tramite i gruppi politici di alcuni emendamenti. Penso a tutto il tema della 4.0, perché per noi diventa fondamentale poter dare continuità al tema degli investimenti svolti anche nella filiera agricola. Siamo sicuramente soddisfatti del fatto che la ZES possa continuare, eravamo stati gli artefici del fatto che l'agricoltura potesse rientrare dei settori che ne potevano beneficiare, e il fatto che questo sia avvenuto significa dare una risposta importante anche a tutte le aziende che operano non solo più nel Mezzogiorno, perché ci saranno anche altre regioni che ne entreranno a far parte. Di fronte a tutto questo ovviamente continuiamo a porre l'attenzione in termini strategici. Sappiamo che è un inizio di ragionamento legato ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Noi siamo fortemente convinti che è sicuramente importante dare un beneficio all'intera collettività in termini di diminuzione o aumento, seppur parziale, del riconoscimento in busta paga di quello che è un beneficio delle misure di carattere fiscale. Riteniamo che se questo fosse ancora
più mirato nei confronti dei nostri ragazzi diventerebbe ulteriormente significativo, perché potremmo evitare anche la fuga di quelli che vengono definiti i cervelli dei nostri ragazzi, trattenerli all'interno dei nostri confini, e siamo altresì convinti che se questo dovesse succedere sarebbe anche una risposta rispetto al tema demografico, perché la possibilità per i nostri ragazzi di avere un maggior riconoscimento economico li mette anche nella tranquillità di poter costituire delle famiglie, e quindi si ragiona anche in modo lungimirante e si esce da un meccanismo che è solo quello emergenziale al quale siamo un po' stati abituati negli ultimi anni.